Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Presidente, siamo qui nella sua, ti do da lei perché insomma, siamo qui nella sua sede aziendale e evidentemente si sono presentate novità come devo dire mai negli ultimi anni. Cosa significa tutto ciò? Ma un voglia di cambiamento negli ultimi anni probabilmente hanno determinato una situazione stagnante, mettiamola così. Poi io sono uno che del movimento faccio la mia vita, nel senso che anche le mie attività hanno questa natura, no? Nel senso che c'era bisogno probabilmente di dare anche un cambiamento e le situazioni così contingenti non proprio positive di quest'anno con il nostro storico allenatore ormai, perché comunque nessuno mai è stato tanto quanto Gianpietro Zecchin, i risultati purtroppo non ci davano ragione, non davano ragione al grande lavoro fatto questi anni e quindi si è dovuto un po' prendere la palla al balzo e sostituirlo con un allenatore che ci ha condotto poi alla salvezza, quantomeno, perché comunque fino a qualche tempo fa non era neanche scontato questo, no? E quindi con fine di questo campionato un po' Enrico Busolin con il discorso del direttore sportivo gli è venuto, quantomeno gli è venuto la possibilità, l'opportunità di inserire all'interno del maestro proponendomi Davide Gabrielli e la necessità di guardarci un po' attorno, poi anche a me l'idea di avere un allenatore che fosse di un girone possibilmente diverso da quello del girone C e non mi dispiaceva e insomma il ritorno poi di Francesco Feltrina alla guida del settore giovanile, lo spostamento di un allenatore della Juniores anche lui da diversi anni in un ruolo diverso, i nuovi che portano comunque altre novità, devo dire che speriamo che i presupposti mi sembrano che siano positivi e speriamo che poi ne segua anche in termini concreti e pratici. Ci sono due parole che sono spiccate in questa conferenza stampa: persone diverse ma con tanta ambizione, ma anche con umiltà. Beh, credo che l'umiltà sia alla base di qualsiasi obiettivo sportivo, perché se non hai l'umiltà, se non rispetti l'avversario, sarà difficile ottenere dei risultati positivi. Per cui chi ha questa caratteristica, questo carattere, devo dire che sicuramente a Mestre è benvenuto. Poi un allenatore giovane, un direttore sportivo giovane, entrambi preparati e ben organizzati, devo dire e penso che sia una scelta, mi auguro che sia una scelta giusta e corretta. Il tempo dirà poi se abbiamo fatto bene o male, però avere questa idea in partenza credo che denoti gli obiettivi, gli interessi anche di questa società di dare una svolta con il passato in qualche modo, ripresentarci al presente e al futuro con uno spirito ritrovato soprattutto del sottoscritto e magari ottenendo anche quei risultati che la piazza ci chiede ma che devo dire anche noi auspichiamo e vorremmo, insomma. Quindi fino adesso non le chiedo certo proclami, ma un messaggio che vuol dare la piazza mestrina? Ma insomma quello che hanno sempre fatto in questi anni di sostenerci, come ripeto hanno sempre fatto sia in casa che fuori casa. Poi faccio mie le parole del mister e del direttore sportivo, ho detto che comunque i risultati per ottenerli bisogna costruirli dal basso. Noi quest'anno non è un anno zero, ok? Però in qualche modo l'idea di ripartire con qualche anno di esperienza alle spalle possa essere solo che positivo, quindi ci vuole un attimo di pazienza, quindi anche i tifosi dico sosteneteci ma abbiate un attimo di pazienza perché comunque un nuovo staff che non conosce la piazza, che non conosce nulla non significa che non sia quello che fa per Mestre, ma c'è bisogno appunto di dargli la possibilità di dimostrarlo. Mister Mario Tacchinardi, innanzitutto benvenuto. Grazie di essere qui oggi, per me è un piacere e un onore
essere qua, essere presentato dalla società, essere il nuovo allenatore del Mestre. Devo ringraziare il presidente, il direttore sportivo e il direttore generale che mi hanno scelto, mi hanno dato questa bella opportunità, e per me è una bella opportunità per crescere come allenatore in una piazza molto importante, esigente, dove ha anche un passato importante nei professionisti, e non vediamo l'ora di lavorare il mio staff per dare delle soddisfazioni ai tifosi e alla società, e quindi insomma grazie intanto di essere qua, e se avete qualche altra domanda sono qua disponibile. Mister, ha fatto accenno in conferenza stampa anche a un modulo di gioco, quindi in linea di massima, pur sapendo che ancora la squadra va composta, che Mestre sarà il Mestre del 24-25? Sarà sicuramente un Mestre coraggioso, con la società la linea è chiara, vogliamo costruire un gruppo di lavoro importante che abbia una predisposizione al lavoro importante. Io sono un allenatore che predilige un calcio offensivo, naturalmente io questo girone non l'ho mai fatto, devo essere bravo un po' io, adattarmi un po' alle caratteristiche del girone, perché è un girone fatto di squadre importanti, di giocatori altrettanto importanti, ci sono società con grandi potenzialità economiche, il calcio secondo me negli ultimi anni si è un po', a livello di proposte di gioco si è un po' involuta, però nello stesso tempo sono squadre che fanno della fase difensiva la loro arma migliore, quindi sarà un campionato tosto, difficile, c'è la voglia di comporre una squadra che abbia voglia di stupire, quindi una squadra giovane che abbia voglia di correre con grandi qualità, quindi i connubi sono questi. Ci riassume, mister, la sua carriera di giocatore prima e di allenatore poi? Ma allora, io ho fatto il giocatore di Serie C, ho fatto la trafila a Pizzighettone dalla D alla C1, nella Cremonese ho giocato 5 anni, abbiamo perso 2 finali per andare in Serie B, e poi dopo da allenatore da calciatore ho smesso a 36 anni, da allenatore ho iniziato a Breno, una squadra di eccellenza. Fortunatamente ho vinto subito il campionato il primo anno, ho fatto poi altri 3 anni a Breno in Serie D, dove per 2 anni consecutivi siamo arrivati settimi con un budget limitato, cercando di valorizzare i giovani del settore giovanile e proponendo anche un buon calcio secondo me. Poi ho fatto uno step migliorativo andando a Desenzano, il primo anno abbiamo centrato i playoff, un traguardo storico per la società. Purtroppo l'anno scorso le cose non sono andate bene, sono stato esonerato a ottobre e novembre, il mio primo esonero, quindi ho grande voglia di rivalsa, grande voglia di iniziare per cercare di dare una sterzata un po' a questo ultimo anno che è stato un po' negativo, quindi ho grande entusiasmo, grande voglia di fare e lo voglio trasmettere ai miei giocatori. C'è, mister, un allenatore a cui lei si ispira, che le piace particolarmente, fermo restando che è giusto ovviamente che non abbia la sua identità? Ma allora, a me personalmente piace un calcio offensivo e ho idee prettamente offensive, naturalmente bisogna anche essere umili e cercare di capire in che categoria siamo. Poi secondo me il calcio offensivo si può fare in tanti modi, no? Un po' più aleggiato, un po' più verticale. La cosa importante che ho detto anche prima in conferenza stampa è che l'allenatore deve essere bravo a ritagliare un vestito adatto alla squadra, quindi le caratteristiche dei giocatori saranno sempre più importanti delle mie idee, però naturalmente se la società mi ha scelto è perché ho anch'io delle determinate caratteristiche e peculiarità, quindi voglio prima capire qual è il materiale umano a mia disposizione e poi cercarlo di mettere in campo nelle condizioni migliori, anche per far sì che le scelte che la società ha fatto in estate possano comunque essere valorizzate, insomma. Quindi appunto, concludendo, i prossimi step saranno quelli evidentemente di una valutazione dell'esistente per poi eventualmente implementare anche grazie all'arrivo del nuovo direttore sportivo. Immagino che sia questo il lavoro. Sì, stiamo valutando la rosa a disposizione, secondo me ci sono dei giocatori che possono essere funzionali al nostro progetto, ho grande veramente stima dei 2 direttori, sia di Enrico che Davide, hanno grande competenza, nei colloqui che ho avuto c'è stata subito grande sintonia, c'è veramente la voglia di costruire un qualcosa che possa durare nel tempo. Quello che io ho fatto a Breno, che ho cercato di fare a Desenzano, insomma di costruire un gruppo di lavoro che possa durare nel tempo, che abbia grande disposizione al lavoro e che possa veramente dare delle soddisfazioni al tifoso. Il mio primo obiettivo è veramente quello che i tifosi possano essere orgogliosi dei ragazzi, della squadra, indipendentemente dai risultati. Questo per me sarà la più grande soddisfazione.